Eder. Mech. Pallister. Sono un'ora che sto aspettando, che io sto seduto, non è nelle mie... Per disposizione dell'autorità giudiziaria Liliana non potrà essere cremata, ma in ogni caso con l'avvento di una nuova legge tu in quanto indagato non potrai prendere decisioni al riguardo. Sì, questa non è una notizia, questa è la realtà delle cose. Come indagato di conseguenza non posso più disporre del corpo di mia moglie. Niente, aspetteremo che tutte le cose abbiano una fine. Quando sarà il momento in cui il giudice o archivierà o mi manderà a giudizio, vedremo, e quando sarà tutto finito prenderò il corpo di Liliana, chiederò alla procura il nulla osta e farò cremare il corpo di Liliana. Adesso non si può fare, giustamente. Ieri ti era venuto il dubbio che Liliana fosse passata il 14 dall'egregio studio laboratorio di via Donadoni. Oggi questo dubbio lo confermi o lo smentisci? Non credo assolutamente, perché dagli orari, da quello che è stata fatta la prima consulenza medico-legale, una dice che è morta il giorno 5 o il giorno precedente, insomma così. Poi la dottoressa Cattaneo ha detto che la consulenza e lei è morta il giorno 14, no? E a un certo punto vediamo cosa verrà fuori. E lei si vede in quei filmati passare vicino alla scuola di polizia e dopo andare in piazzale Gioberti. Io ero in tutt'altra parte della città, di conseguenza è stato verificato dagli inquirenti tutti i miei movimenti, sia con la GoPro sia con le celle telefoniche che mi hanno messo nei miei percorsi. Tu quando vai in bici sei sempre vestito da ciclista perfetto, hai una divisa invidiabile, ma il 14 chissà come mai avevi un look forse più da motociclista che da ciclista. Ma guarda, io raramente vado vestito da ciclista, perché dipende i percorsi e le cose che non faccio. È vero, l'abbiamo io spesso in quel giorno lì ero in con tutta studio, l'attrezzatura. io avevo una bicicletta, allora io in quel giorno lì ero in laboratorio, stavo facendo le mie cose, poi avevo una bicicletta anche nello studio, ho approfittato per provare questa GoPro che avevo appena comprato da qualche giorno, da qualche settimana mi pare, e di conseguenza sono uscito come ero vestito. In altre circostanze mi vesto decisamente da ciclista. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.